Buongiorno, ben trovati in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata di ultimi preparativi, naturalmente ultimo giorno dell'anno, preparativi per il veglione di questa sera, le feste in piazza naturalmente nei principali centri ma anche nei paesi, davvero tante manifestazioni previste per la serata e anche però naturalmente in questa fine d'anno parecchia cronaca, non si fermano. In particolare i furti, le spaccate. A Treviso c'è un accanimento purtroppo verso le attività commerciali sia nel capoluogo che in provincia, e allora andiamo a sentire Elena Dal Forno con Nicoletta Rizzetto che si trova proprio a Treviso, Viale Luzzatti, siamo alle porte della città dove c'è stata l'ennesima spaccata. Elena, buongiorno a te. Sì, Lina, buongiorno, naturalmente buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo qui con Walter Priano, titolare della caffetteria Luzzatti che vedete qui alle mie spalle, mentre forse sentite anche i colpi del martello che sta riparando la porta, perché questa mattina il signor Walter, quando è arrivato verso le 5:30, ha trovato la sorpresa, cioè porta fracassata, fondo cassa rubato, per fortuna non altri danni, ma adesso ci racconta lui com'è stato questo risveglio dell'ultimo dell'anno. Allora, come diceva lei, sono arrivato in bar verso le 5:30 e ho trovato la porta principale fracassata. Hanno rotto il vetro, sono entrati, hanno rubato il fondo cassa, circa 150 euro, e quello che mi ha dato molto fastidio è che hanno rubato anche i fondi dell'Advar, un gesto non certo da gentiluomini. Sono rimasto male perché non è la prima volta, poi altro non hanno rubato, non è la prima volta, ma il sentimento maggiore è quello dell'impotenza di un cittadino che fa il proprio lavoro, che si alza alle 4:20, perché la mia sveglia è alle 4:20 ogni mattina, viene al lavoro e trova queste sorprese. Poi tanti mi hanno chiesto: ma hai telecamere, hai allarmi? No, non li ho per scelta, perché mi sono reso conto che se anche un ladro o chi delinque viene arrestato poi non paga nulla. Sono sempre i cittadini che devono pagare anche per chi delinque. Dunque siamo in una situazione in cui i carnefici sono più tutelati delle vittime, e questa è una mia resa personale ed è drammatica, perché che un cittadino che fa il proprio dovere, che lavora, si senta impotente di fronte a chi non lo fa, è una cosa che veramente mi fa cadere le braccia. Ecco, ci raccontava poi come sia stata la dinamica, adesso magari vi porto con me, andiamo a vedere. Quindi avrebbero prima tentato probabilmente di entrare qui dalla porta del retro, adesso ci facciamo raccontare. Allora, qua ci sono delle sedie che noi impiliamo ogni sera, perché sono le sedie al giardino esterno. Da come ho trovato stamattina sono saliti sulle sedie, hanno tentato di forzare anche questa porta rovinandola all'interno, perché tutte le fascette che tengono sulla porta all'interno sono state in qualche maniera spostate, per cui le dobbiamo mettere a posto anche queste. Non riuscendo ad entrare da qui, sono entrati dalla porta principale. Sono entrati dalla porta principale e lei dice probabilmente con una martellata hanno buttato giù tutto. Penso di sì, con un martello, con qualcosa, perché all'interno non abbiamo trovato né il classico tombino né il sasso. Credo abbiano usato un martello e con quello hanno sfondato la porta e sono entrati. Ecco, sentite anche addirittura i colpi in sottofondo, perché chiaramente la porta la stanno riaggiustando. Lei alle 2 chiude l'attività perché giustamente si prende anche lei. Esatto, oggi è l'ultimo dell'anno, abbiamo deciso di chiudere alle 2, però non possiamo lasciare naturalmente come era e stiamo tentando di rattoppare al meglio questo danno, insomma. Ecco, è stato un dicembre pieno di spaccate, tra l'altro, nelle attività commerciali. Stamattina quando ho chiamato la questura prima mi hanno detto arriverà fra un quarto d'ora, poi mi hanno richiamato dicendo che l'unica macchina che c'era in servizio, perché ho capito che la questura questa notte aveva una macchina in servizio, era impegnata in un altro bar che aveva subito sorte comune alla mia. Ecco Lina, con questo spirito non proprio diciamo di festa da ultimo dell'anno ti restituisco la linea e poi nei telegiornali della sera daremo conto anche delle altre eventuali spaccate. No,
Allora, noi proseguiamo a parlare della città perché l'aggressione di Porta San Tommaso, di cui vi abbiamo dato conto nelle ultime settimane ai danni di 4 giovanissimi, sta per avere a livello di procura una svolta clamorosa perché il magistrato che detiene il fascicolo è pronto a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta. Non sarebbe stato un agguato nato dal nulla, ma a quanto pare un regolamento di conti tra fazioni rivali, il tutto un altro film evidentemente rispetto a quello emerso finora, che aveva portato alla mobilitazione di genitori e associazioni. Non avrebbero raccontato la verità, o perlomeno tutta la verità, ai ragazzi vittime dell'aggressione a Porta San Tommaso. È questa la convinzione che trapela dalla Procura della Repubblica di Treviso, con il sostituto procuratore Michele Permugnan pronto a chiedere l'archiviazione delle accuse principali. Una svolta di per sé clamorosa che racconta tutto un altro film, non un agguato nato dal nulla, fatto per divertimento o mero gusto della violenza, ma un regolamento di conti tra giovanissimi che già si conoscevano e tra i quali c'era un risentimento, non si capisce di quale natura, se gelosia, rivalità di tipo etnico, tutto da appurare. Non solo, sarebbero stati 2 i momenti di contatto. In un primo caso sarebbe volato uno schiaffo tra improperi e frasi dette in dialetto napoletano, poi sarebbero stati 4, oggetto dello scherno iniziale, a raggiungere la banda più numerosa fuori Porta San Tommaso. Di certo i racconti divergono. Insomma, dal materiale investigativo raccolto in oltre 20 giorni di indagini emergerebbe una ricostruzione completamente diversa da quella dei 4 giovani, 3 di questi finiti in ospedale, uno con una mascella fratturata e una prognosi di 20 giorni. Tutti avevano presentato querela accanto ai loro genitori scesi in piazza con un sit-in spontaneo per chiedere di liberare la città dai Maranza. Forse i figli non l'hanno raccontata giusta nemmeno a loro. Movimento poi allargatosi anche con un flash mob di sabato sera tra associazioni, alla presenza dello stesso sindaco Mario Conte. Alla vigilia di Natale 7 tra i soggetti ritenuti responsabili, 5 minorenni, erano stati raggiunti anche da Daspo con la proibizione di entrare nei locali della Movida sia a Porta San Tommaso che nei dintorni, misura di polizia che segue binari paralleli rispetto all'indagine penale, ma il tema resta e i Daspo ora potrebbero essere estesi specularmente a quelle che fin qui erano le vittime. Non si esclude nemmeno che si possa procedere per rissa, cambiando di fatto il titolo di reato. I Maranza a questo punto potrebbero essere tutti o nessuno. E continuiamo su questo filone con i vandali in azione a Pezzan di Carbonera, rotte alcune casette del villaggio di Natale realizzato dai bimbi dell'asilo. Riesci? Se no ti aiuto io? Questo bimbo, accompagnato dalla mamma, è andato a prendersi la casetta che con tanto amore aveva realizzato per il villaggio di Natale. Dopo l'atto vandalico, alcuni piccoli della scuola materna di Pezzan di Carbonera hanno deciso di portarsi a casa il lavoro fatto. Siamo rimasti male e infatti siamo venuti a prenderci la casetta. Solo alcune ore prima alcuni vandali hanno pensato bene di danneggiare delle casette, altre spostarle nel piazzale, rovinando quello che i bambini avevano realizzato. Un atto assolutamente ingiustificato e vergognoso, spiega il sindaco Federico Ortolan, amareggiati anche i genitori dei bambini. Un genitore ieri mattina sul gruppo Facebook di Pezzan Se ha postato le foto di casette danneggiate, addirittura una casetta sotto la panchina dietro di voi, e praticamente sono state aggiustate almeno peggio. Quelle più danneggiate sono state riportate purtroppo a casa. Difficile, ci dice questo papà, spiegare ai bambini quello che è accaduto. Sinceramente non ho trovato le parole per spiegare a mio figlio cos'è successo, perché questi sono atti che non trovano spiegazioni. Ecco, tu sei venuto qua stamattina con tuo figlio, per quale motivo? Perché praticamente sul gruppo delle mamme si è sparsa la voce che le casette erano rotte e sono venuto a controllare con mio figlio. Effettivamente qualcuna era rotta e mio figlio mi ha chiesto: papà, non lasciamola più qua, portiamola a casa. Nella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza, non è escluso che vengano presi provvedimenti e magari identificati i vandali. Proverò a sentire nei prossimi giorni anche qualcuno dell'asilo e poi qualche altro genitore se vuole sporgere denuncia.
Finalità evidentemente politiche invece per lo sfregio a Ponte San Nicolò nel Padovano del murale dedicato a Giacomo Matteotti, vandalizzato, cancellata la scritta antifascista. Eccola qua sul posto la nostra Marta Zatta, per la parte tecnica Cristian Roque Allende, con degli ospiti. A te Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Ponte San Nicolò, lungo la via Piovese. Alle nostre spalle il murales dedicato a Matteotti, inaugurato alla fine di luglio. Murales che è stato vandalizzato, come lo vedete, la scritta antifascista è stata vandalizzata. Al momento non si sa ancora chi sia stato l'autore o gli autori. Sul caso ovviamente stanno indagando i carabinieri. Una brutta storia, un brutto gesto che colpisce il comune di Ponte San Nicolò, e non è un gesto che sicuramente identifica il comune di Ponte San Nicolò. Con me il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, benvenuto. Grazie, assolutamente un gesto increscioso e assolutamente da condannare. La sensibilità dell'amministrazione comunale è testimoniata proprio da questo murale che è stato realizzato in collaborazione con l'ANPI in occasione del centenario della scomparsa di Matteotti e che porta con sé un significato fortissimo. Anche la frase che è stata scelta è proprio quella: potete uccidere me ma non ucciderete mai l'idea che è in me, e quell'antifascista stava proprio a significare questo. E il fatto che si voglia provare a cancellare questa memoria e a cancellare quello che è stato il ventennio che ha minato la democrazia e la libertà dell'Italia è un fatto grave, è un fatto assolutamente da condannare, e testimonia quanto importante sia continuare con iniziative di sensibilizzazione e di ricordo di quello che è stato il ventennio. Ora immagino provvediate a far ripulire la scritta e portarla alla sua forma originale. Assolutamente necessario, proprio perché deve restare testimonianza e l'atto non può minare questa testimonianza. Qui con me anche Floriana Rizzetto, presidente provinciale dell'ANPI, un gesto che colpisce anche la memoria collettiva. Certo, noi come ANPI abbiamo come scopo fondamentale quello della difesa della Costituzione e delle garanzie che la Costituzione assegna evidentemente ai cittadini dopo il ventennio fascista. Il problema che c'è adesso è che effettivamente molti si sentono sdoganati. Chiaramente io non sono sostenitrice dell'attuale governo, ma non voglio entrare in polemica, però quando la seconda carica dello Stato ti fa un discorso ieri sulla nascita del movimento sociale italiano, della fiamma come segno di amore, ti lascia molto perplessa, perché effettivamente vuol dire che quando la stessa persona che diceva che non essendoci scritto antifascista nella Costituzione, la Costituzione non è antifascista, quindi evidentemente in questo momento ci si sente più liberi di agire in un certo modo. Questo è proprio assurdo, perché dire che Matteotti non era antifascista, è stato ucciso dal fascismo, ha parlato in Parlamento contro il fascismo, teniamo conto che siamo nel 24, siamo evidentemente all'insediamento, e lui non ha aderito per esempio al Partito Comunista, assolutamente, lui era profondamente antifascista, quindi eliminare questo fatto qua vuol dire proprio non capire nulla e sentirsi liberi di fare scemenze, scusatemi, ma non posso che dire altro. Ecco, quindi da Ponte San Nicolò per il momento è tutto. Io ringrazio i miei ospiti e ti restituisco la linea. Grazie Marta Zatta, grazie ai colleghi di Padova e agli ospiti naturalmente per questa testimonianza. Ci spostiamo a Verona, dai leoni della Basilica di San Zeno a decine di vetrine del centro, monumenti e negozi della città imbrattati da un 26enne dell'area antagonista che lasciava simboli anarchici o messaggi di sostegno alla Palestina sui luoghi colpiti. Il giovane incastrato dalle telecamere. Si avvicina ai leoni della Basilica di San Zeno e agisce velocemente. Ancor più sfacciato quando imbratta decine di vetrine dei negozi o quando in pieno giorno e di fronte ai passanti colpisce la stella di Natale in Piazza Bra. Una trentina di raid in appena 3 giorni, dal 23 al 26 dicembre, per il vandalo di Natale incastrato dalle telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato, consentendo alla polizia di denunciarlo. 26 anni, nato a Brescia ma cresciuto e residente in città, con precedenti per resistenza pubblica ufficiale e danneggiamento, vicino agli ambienti dell'area antagonista. E infatti, oltre alla A di anarchia, siglava il suo passaggio anche con messaggi di sostegno alla causa palestinese.
Vernice blu e verde per deturpare, tra gli altri, anche le mura del ponte di Castelvecchio, la statua di Santa Maddalena di Canossa nei giardini di Piazza Pozza, quella di Aleardo Aleardi in piazzetta Santissimi Apostoli e del Bersaglieri in piazza Corrubbio. A indegnare di più, su tutti, il bersaglio di uno dei simboli del capoluogo scaligero, i leoni della Basilica di San Zeno, e poi le tantissime attività commerciali. Conscio o meno di essere ripreso dalle telecamere, ha continuato ad agire senza problemi fino a quando la polizia lo ha bloccato in stazione con ancora addosso gli abiti macchiati di vernice. La denuncia nei suoi confronti prevede la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro. In caso di condanna, inoltre, il giudice potrebbe disporre nei suoi confronti l'obbligo di ripulire o di sostenere le spese di ripristino dei luoghi colpiti. E ora la notizia che riguarda la strage di Santo Stefano di Cadore, notizia che ha fatto davvero il giro d'Italia in queste ore. Vi ricorderete nel luglio del 2023 Angelika Hutter, la giovane tedesca che travolse e uccise una famiglia veneziana in vacanza. Ebbene, è gravissima dopo essere stata investita da un'auto nel Veronese ed essere scappata dalla struttura psichiatrica dove era ricoverata a seguito del patteggiamento. In strada è stata travolta e ora lotta tra la vita e la morte. Era il 6 luglio del 2023 quando l'auto di Angelika Hutter a Santo Stefano di Cadore falciò l'esistenza di un'intera famiglia di Favaro Veneto, il piccolo Mattia, 2 anni appena, il papà Marco Antoniello, 47, la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Stavano passeggiando in quella che doveva essere solo una vacanza in montagna nel cuore del Comelico quando vennero travolti dall'Audi A3 nera della donna tedesca, oggi 34enne, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte perché investita dall'auto di un 77enne veronese sulla strada provinciale 19 a Ronco all'Adige, e questo durante la fuga dalla casa di cura psichiatrica Casa Don Girelli, dove si trovava ricoverata dopo aver patteggiato una pena a 4 anni e 8 mesi proprio per quel terribile triplice omicidio stradale, una scia di orrore e tragiche coincidenze su cui adesso si cerca di fare luce con la polizia stradale di Legnago, che ha aperto un fascicolo per lesioni. Non è chiaro se Angelika Hutter stesse camminando a bordo strada o se la stesse attraversando al momento dell'impatto. Perde quota ora dopo ora l'ipotesi del tentato suicidio. Forse la 34enne voleva soltanto raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Un destino che interroga non solo gli inquirenti e che riapre ferite profonde, familiari e di comunità. A Favaro Veneto le esequie nella chiesa di Sant'Andrea furono un abbraccio straziante collettivo, sostegno che continua ancora oggi. Una delle cose principali che abbiamo pensato è che ovviamente tutto questo riporta a galla tutto il dolore di queste persone che da anni stanno soffrendo questa loro perdita del figlio, nipote e consuocera. Stava seguendo un percorso di riabilitazione Angelika e pochi giorni fa con gli altri ospiti aveva fatto visita anche ai mercatini di Natale, parlava poco l'italiano ma non c'erano sospetti di fuga, allontanamento che è stato invece repentino. Domenica la donna esce dalla casa accoglienza e si infila tra le piante, poi scavalca la cancellata, evoluzioni riprese dal sistema di videosorveglianza, immediato l'allarme ai carabinieri con la 34enne tedesca che viene investita 10 minuti dopo quando tutti la stanno cercando. La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene, afferma il direttore di Casa Don Girelli, Giuseppe Ferro. Angelika Hutter dice forse viveva un periodo di forte stress acuito dalle feste natalizie. Non mettiamo muri, intanto le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto il destino possa essere tragico e beffardo. Notizia questa che ha suscitato naturalmente molte reazioni a più livelli. A Favaro Veneto, quella della famiglia colpita dalla strage di Santo Stefano, le parole del nonno del piccolo Mattia, Luigi, né lei né i genitori, ci ha detto, hanno mai chiesto scusa e ora provano il nostro stesso dolore. Nel fatto che i genitori di lei soffrono almeno un po' di come abbiamo sofferto noi, perché da quella gente là non abbiamo avuto un rigo, una scritta, una parola
scusa, di conforto, di niente. Casa Antoniello, qui a Favaro Veneto, è l'abitazione dei genitori di Marco, ucciso a 47 anni insieme al piccolo Mattia di appena 2 anni nell'incidente che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore. Ad aprirci sono i nonni Ida e Luigi. Le parole di nonno Luigi non cercano vendetta, ma restituiscono tutta la profondità di un dolore che non conosce tregua. Il valore di loro figlia, se soffrono per la loro figlia, almeno che soffrissero un attimo di come abbiamo sofferto noi. Perché il dolore non si può calcolare. Non si cancella. No, perché quel dolore è eterno. La notizia dell'incidente che ha coinvolto Angelica Hutter l'avevano vista scorrere in televisione poco prima del nostro arrivo, proprio durante il nostro telegiornale. Un colpo improvviso che ha riaperto ferite mai rimarginate, ci dice nonno Luigi. Il stesso trauma. E mi è balzata alla mente lei, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, come erano i miei, solo che i miei purtroppo erano coperti da un lenzuolo e che lei è stata soccorsa. Mi auguro che ce la faccia. Un dolore disumano, la tragedia causata da Angelica, un dolore che resta anche quando il tempo passa e che nessuna notizia potrà mai cancellare. Io mi sarei aspettato almeno un rigo di scuse da parte dei genitori, come esseri umani, perché se mio figlio avesse fatto anche una piccolissima parte di quelle che aveva fatto sua figlia, anche se la ritenevano malata, è stata ritenuta malata, era mio dovere chiedere scusa. Quello che ha fatto ancora ha aumentato ancora più il dolore, più la sofferenza. La colpa, se lei era fuori, è delle leggi italiane. Dargli tutte le attenuanti possibili. E 3 omicidi in una struttura di riabilitativa per noi è stato poco. Nella casa dei nonni le fotografie dei loro cuori travolti inesorabilmente da quell'Audi nera, tutto intorno i pupazzetti del piccolo Mattia, nel segno di una mancanza incolmabile per sempre. E quello è. E noi, purtroppo per noi c'è l'ergastolo a vita. Noi vegetiamo, noi adesso non viviamo. Il caso di Chico Forti adesso ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso di lavorare fuori dal carcere di Verona in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza dei legali è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti, condannato negli Stati Uniti per omicidio, aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere. Già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. Da un caso all'altro, perché è morto a 74 anni nella sua casa di Villorba Sante Covre. Da meno di 7 anni era tornato in libertà dopo averne scontati quasi 24 nel carcere di Treviso, condannato in via definitiva a 28 anni di reclusione per il duplice omicidio dei fidanzati Corrado Pianca e Paola Longo, i cui cadaveri vennero trovati carbonizzati la mattina del 16 settembre 1995 sulle rive del torrente Friga a Cordignano, delitto per il quale Covre ha sempre proclamato la sua innocenza. Chi ha colpito a morte Corrado e Paola sono stati altri, aveva raccontato il 74enne nel 2019 dopo la sua scarcerazione. Uno non c'è più perché è morto, un altro invece è tranquillamente in giro, chissà dove, visto che nessuno, ci aveva detto, riesce a trovarlo. Andiamo alla tragedia sul lavoro sfiorata a Boara Pisani, dove un autotrasportatore di 27 anni è rimasto schiacciato dal suo camion. Il servizio della nostra redazione di Padova.
Resta schiacciato dal suo stesso camion durante una consegna. Tragedia sul lavoro solo sfiorata a Boara Pisani, nello stabilimento di Serenissima Ristorazione in via dell'Artigianato, dove un autotrasportatore di 27 anni è rimasto ferito durante le operazioni di scarico. Il giovane, residente a Lendinare, dipendente della ditta Cusinato Trasporti, aveva appena parcheggiato il mezzo nel piazzale quando, per cause in corso di accertamento, il camion si è mosso improvvisamente. Probabilmente il freno a mano non era stato inserito correttamente. L'autista, che si trovava accanto alla cabina, è rimasto incastrato tra la portiera e la carrozzeria, riportando una frattura al bacino. Nonostante il dolore, è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme. I colleghi hanno chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Rovigo, non è fortunatamente in pericolo di vita. L'incidente ha causato anche la rottura di una conduttura del gas che, se non presa in tempo dai vigili del fuoco, avrebbe potuto causare una doppia tragedia. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l'area, evitando conseguenze ben più gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri e lo Spisal. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta nella serata di ieri nel canale Taglio nel comune di Marano Lagunare per prestare soccorso a 2 pescatori originari di Motta di Livenza rimasti bloccati dopo un guasto al motore della loro imbarcazione. I Vigili del Fuoco con un battello pneumatico hanno raggiunto i 2 uomini che in attesa dei soccorsi avevano messo in sicurezza il natante legandolo a una briccola. Dopo aver trasbordato i pescatori sull'imbarcazione di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto al rientro verso la terraferma trainando il natante con il motore in avaria. E poi c'è la morte sul lavoro poco prima dell'inizio del suo turno dell'infermiere del SUEM 118 di Treviso, Alberto Zappolla. C'è stato nelle scorse ore il funerale con un silenzio carico di dolore spezzato solo dal suono delle ambulanze. Le sirene spiegate hanno rotto il silenzio davanti alla chiesa parrocchiale di Dosson di Casier per l'ultimo saluto ad Alberto Zappolla, storico operatore del SUEM 118, scomparso improvvisamente all'età di 58 anni. Un omaggio carico di significato voluto dai colleghi della Croce Rossa, della Croce Verde, della Croce Azzurra e di Castelmonte, che hanno accompagnato con il suono delle ambulanze il feretro di un uomo che aveva dedicato la vita al soccorso degli altri. Zappolla, residente a Casier, è stato colto da un malore improvviso martedì scorso, poco prima dell'inizio del turno di lavoro. Si trovava nei locali della struttura quando si è accasciato a terra. A dare l'allarme alcuni colleghi che lo hanno trovato privo di sensi. Infermiere per anni sugli equipaggi delle ambulanze del SUEM 118, Alberto aveva ricoperto anche il ruolo di centralinista e più recentemente quello di addetto alla centrale operativa trasporti. Un percorso professionale lungo e apprezzato, costruito con discrezione, competenza e senso del dovere, qualità ricordate durante le esequie. La tua presenza, discreta ma profonda, ha lasciato un segno sincero in tutti noi. Sei stata una persona gentile e responsabile, sempre attenta agli altri e capace di amare con semplicità e costanza. Prima dell'entrata in chiesa, la dottoressa Maria Luisa Ferramosca, primario del SUEM 118, ha consegnato la giacca di lavoro di Alberto da deporre sul feretro, simbolo di un legame profondo con il servizio e con i colleghi. Accanto alla bara la moglie Teresa non si è mai allontanata, restando in silenzio con una mano appoggiata sul feretro. A ricordare Alberto con parole semplici e intense è stato poi il fratello Francesco. Ora, come ogni giorno, il suono lontano e crescente di una sirena in emergenza non sarà più lo stesso. Ovunque capiti, ovunque siamo, ma il suono di un'anima che di quel soccorso portava la sua vita per la vita. Zappolla aveva affrontato 2 anni fa anche il dolore per la perdita della madre Bianca, figura molto conosciuta a Treviso per aver gestito per anni un chiosco di panini e snack, prima davanti alla stazione ferroviaria e poi nella zona dell'incrocio delle Stiore vicino all'ipermercato Panorama. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i familiari ma anche nel mondo del soccorso trevigiano, che ha voluto salutarlo come si fa con chi ha condiviso turni, emergenze e responsabilità.
Questo dunque il saluto ad Alberto Zappolla, e c'è stato anche l'ultimo saluto a un giovanissimo, Francesco Visintin, il 19enne rimasto vittima di un incidente stradale 10 giorni fa a Perarolo di Arcugnano. La comunità di Torri di Quartesolo si è stretta al dolore della famiglia nella chiesa parrocchiale gremita, dove c'era, la vedete per noi, Luisa Bertini. Una chiesa gremita, quella di Torri di Quartesolo, per l'ultimo saluto a Francesco Visintin, che si è appena concluso dopo l'autopsia e dopo il nulla osta avvenuto nei giorni scorsi da parte della Procura. Oggi la celebrazione del funerale del ragazzo di 19 anni, studente di Marola, deceduto dopo il violento schianto in auto avvenuto sabato 20 dicembre a Perarolo di Arcugnano, quando era in macchina insieme ad altri suoi amici rimasti feriti. Una tragedia che ha profondamente scosso non solo la comunità di Torri di Quartesolo, ma anche quella di Grumolo delle Abadesse, frequentata dalla vittima. Dolore, incredulità tra amici, compagni di scuola, familiari, anche gli amici del campo scuola, che oggi hanno voluto ricordare Francesco. Lo hanno ricordato come un ragazzo impegnato nel sociale, altruista, sempre impegnato nei confronti del prossimo, che voleva diventare medico, e hanno ricordato anche le sue passioni come la montagna e il lane, e il suo ultimo gesto di altruismo, il dono degli organi. Tanti i ricordi commossi ovviamente dei familiari, così come degli amici, per una tragedia che ha coinvolto tutta la comunità. Questo dunque il dolorosissimo addio a un ragazzo di appena 19 anni, studente di medicina, l'avete sentito, con davvero una vita davanti. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità e torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione, tanta cronaca, tra poco torneremo proprio alla cronaca, ma prima apriamo la nostra finestra su queste festività di fine anno. Oggi ultimo giorno dell'anno e naturalmente tutto in preparazione o pronto già nelle città per i festeggiamenti della notte di San Silvestro, con particolare naturalmente con un focus particolare su Venezia, in cui si attendono migliaia di persone per i fuochi in bacino di San Marco e non solo. C'è in piazza, la vediamo di fronte all'albero, la nostra Anna Maria Parisi in diretta proprio dalla laguna. Anna Maria, buongiorno. Grazie. Sti cazzi. Vediamo se ci sente. Anna Maria, sei in diretta? Se no riprendiamo la linea da studio. No, Anna Maria non ci sente. Rimaniamo allora a parlare del Capodanno in attesa di tornare in diretta dalla piazza. C'è tutto pronto naturalmente anche a Padova per la festa dell'ultimo dell'anno in Prato della Valle. Ci sarà una festa diversa in questo caso, perché qui non si parlerà di fuochi d'artificio ma di uno spettacolo con 1000 droni. Ho appena firmato per conto del sindaco, d'intesa anche con l'assessore Ragona e il resto della giunta comunale, l'ordinanza antibotti. È la prima volta che il comune di Padova si dota di un dispositivo di questo tipo nei giorni caldi attorno a Capodanno, anzi fino al weekend che segue l'Epifania, anche se dobbiamo ricordare sono già presenti delle disposizioni nel regolamento di polizia urbana e anche nell'ordinanza antismog che comunque prevedono un contenimento e dei limiti per quanto riguarda l'esplosione di petardi, di fuochi d'artificio. Sarà un Capodanno senza botti, almeno nelle intenzioni del Comune di Padova. Firmata infatti l'ordinanza che ne vieta l'utilizzo nelle aree pubbliche del Comune. Una scelta fatta anche per tutelare gli animali, oltre che per contenere le emissioni di polveri sottili nell'atmosfera. Non solo questo però, perché si è tenuto anche il tavolo tecnico in questura
per l'organizzazione della festa di Capodanno in Prato della Valle. Abbiamo una capienza di 22.000 persone in Prato della Valle che potranno godersi la serata con l'intrattenimento musicale e poi in particolar modo con questa grande novità che è lo spettacolo con 1000 droni nel cielo. Ecco, mi raccomando, bisogna arrivare per tempo perché lo spettacolo inizia prima di mezzanotte, cioè alle 23:45, perché è una storia raccontata attraverso queste figure tridimensionali che saranno visibili da tutto il Prato della Valle della nostra città, che va a culminare con la mezzanotte con un countdown e quindi l'ingresso nel 2026. Per garantire la sicurezza della piazza, ai 4 varchi di via Cavazzana, via Belludi, corso Umberto e corso Vittorio Emanuele saranno presenti anche dei metal detector utilizzati anche per rilevare le bombolette di spray al peperoncino. C'è anche del personale che ha a disposizione questi strumenti per poter, di fronte a eventuali casi sospetti, andare a individuare anche questo tipo di strumenti molto purtroppo fastidiosi come gli spray peperoncino. Ovviamente ci auguriamo che non ci sia l'eventualità di dover intervenire su casi di questo tipo, però siamo preparati a tutto. L'invito è quello di arrivare in piazza per tempo per evitare le code ai varchi. È vietata l'introduzione di bottiglie di vetro e oggetti contundenti, oltre che petardi, fuochi d'artificio, ovviamente per garantire le condizioni di sicurezza della piazza, ma lì in piazza sarà possibile anche acquistare il necessario per fare un brindisi con i propri amici. Fin qui Padova, dunque allora lo spettacolo di droni, ci saranno invece i fuochi d'artificio a Venezia, naturalmente a illuminare la notte di San Silvestro sull'acqua della laguna. Allora adesso dovrebbe essere pronta la nostra Anna Maria, mi senti Anna? Ciao, buongiorno. Sì. Ciao Lina, buongiorno. Per prima mi dispiace ma ero collegata in realtà con i colleghi dell'altra rete, quindi adesso ci sono e prima c'era un po' di confusione anche con gli ambulanti che stavano proprio allestendo la bancarella accanto al nostro Simone Merlo durante la nostra diretta, quindi la confusione è derivata anche da questo. Con Venezia che, come anticipavi tu, saluta il 2025 tra migliaia di presenze di turisti e residenti, decine di migliaia le presenze previste, si parla di un numero che oscilla tra le 50 e le 60.000 persone, non soltanto comunque qui in centro storico ma anche lungo le isole, ma anche con i controlli di sicurezza rafforzati, divieti per garantire l'ordine e la sicurezza in città, così dalla comunicazione proprio dal tronchetto della Polizia Municipale che sto leggendo in questo momento. Quindi riflettori puntati, Lina, anche sul concerto di Capodanno della Fenice che sarà, come abbiamo anticipato anche nel servizio di ieri di Filippo Fois, all'insegna di applausi ma anche polemiche. Questo continua a tenere banco nel mondo della cultura veneziana e non soltanto. Noi poco fa abbiamo sentito anche il presidente dell'associazione San Marco, ovvero Setrak Tokazian, che sarebbe dovuto essere ospite qui con noi ma per un impegno improvviso non potrà esserci, e a nome dei commercianti e non soltanto appunto di Piazza San Marco ci ha fatto un piccolo bilancio di quello che è stato il 2025. Ha detto che non è stato proprio un granché dal punto di vista del turismo qualitativo per i commercianti, e in tal senso l'auspicio per il 2026 che ci possa essere un cambio di rotta anche con la prevista attesa biennale che si terrà come ogni anno, appunto, con l'avvio del nuovo anno. E quindi non resta che augurare ai nostri telespettatori e telespettatrici una buona fine, e così anche per te Lina cara, e con le immagini tecniche di Simone Merlo ti restituisco la linea da Venezia.
Grazie Anna Maria, ricambiamo di cuore naturalmente gli auguri che poi faremo anche ai nostri telespettatori. Allora, perché sia una fine d'anno positiva e in festa bisogna fare attenzione ai botti, lo sapete bene. C'è stato un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Padova, perché ci sono controlli assidui naturalmente in queste settimane per cercare di togliere dal mercato materiale che possa non essere sicuro. Confiscati più di 45.000 fuochi d'artificio pericolosi. Un deposito pericoloso, senza cautele e vie di fuga, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Padova. I finanzieri hanno sequestrato d'urgenza oltre 45.000 fuochi d'artificio, custoditi in un magazzino di un grossista di articoli per la casa. Il titolare è stato per questo denunciato alla procura per commercio abusivo di materie esplodenti e per omissione colposa delle misure di sicurezza sul lavoro. L'operazione è scattata dopo il monitoraggio delle attività economiche legate alla vendita di articoli pirotecnici. A insospettire gli investigatori un'anomala movimentazione di colli privi di indicazioni sul contenuto. Con l'intervento dei vigili del fuoco è stato accertato che i botti erano stoccati insieme a un materiale altamente infiammabile in un'area non autorizzata e proprio lungo la via di fuga. Il materiale è stato affidato a un operatore specializzato per lo smaltimento. Allora, di botti, di sicurezza della notte di San Silvestro parleremo tra poco con il nostro ospite che sta arrivando. Intanto andiamo a sentire quello che è stato il bilancio di fine anno in comune di Venezia del sindaco Luigi Brugnaro, che naturalmente ha vissuto un 2025 tra alti e bassi, l'ultimo da sindaco. In 11 anni ho messo a posto la città, ha detto Brugnaro, e sull'inchiesta Palude ha aggiunto un'infamia che mi porterò nella tomba. Mi mancano 11 anni di marchette, di contributi, perché del genio non si è tolto da umane, dalla mia società. Mi sono tolto dal comune e non mi so pagare neanche i contributi. E adesso vado in pensione con meno soldi, questa è la realtà. Io sarei quello che dovrebbe rubare. Cioè, questa è un'infamia che mi porterò nella tomba a prescindere da come finirà. Però continuo a credere nella magistratura. L'indagine della Procura di Venezia rimane una ferita aperta. Lo sfogo del sindaco Luigi Brugnaro arriva improvviso, nel mezzo di un discorso di oltre mezz'ora, tenuto prevalentemente a braccio durante la conferenza stampa di fine anno. Ma l'ombra dell'inchiesta Palude si allunga anche sul 2026. Tra gennaio e marzo sono già state fissate 3 udienze in tribunale che accompagneranno inevitabilmente la prossima campagna elettorale, perché quella al municipio di Mestre e per Brugnaro anche l'ultima conferenza stampa di fine anno da sindaco. Noi lasciamo una città sana, lasciamo un'organizzazione pulita, lasciamo dei dirigenti, dei dipendenti valorizzati, carichi. Io li ringrazio tutti. L'intervento del sindaco, preceduto da quello di assessori e consiglieri delegati, ognuno su quanto fatto tra le materie di propria competenza, diventa presto anche un bilancio di 11 anni di amministrazione della città, un viaggio lungo 2 mandati elettorali che il Covid ha allungato oltre il decennio previsto. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Gli esponenti della giunta Brugnaro sostengono che da quel 2 luglio del 2015 c'è stato un lavoro continuo che ha migliorato la situazione in ogni campo, dai conti pubblici ai servizi ai cittadini. Questo nonostante le continue proteste, dice il sindaco, di partiti di opposizione, comitati e associazioni varie. Ma può essere che una città va avanti così? Cioè, la città non va avanti questa gente qua, non andiamo da nessuna parte, ragazzi, andate a votare. Mi adesso ho finito il mio mandato, adesso per 6 mesi, però vi imploro, vi prego, cioè, non date di nuovo la città in mano, perché questi giapponi in 6 mesi adesso fanno un lavoro in 12 anni. Guardate, distruggere ci metti un attimo, costruire ci metti 10 anni. Abbiamo una città che è a posto adesso. E su una delle ultime polemiche, la nomina di Beatrice Venezia direttrice musicale della Fenice, Brugnaro lancia un'idea. Facciamo una tournée all'estero con l'orchestra e la Venezia che dirige. Paghiamo noi, trovo il sistema, Comazzi, gli faccio tirare fuori i soldi al governo, da qualche parte gli troviamo uno sponsor, qualcosa, andiamo a fare un concerto all'estero, in maniera tale che siamo in campo neutro, per capirci. Pensavo adesso i sospetti, oggettivamente penso li avreste anche voi, e vediamo effettivamente se si riesce a trovare una qualche forma di minimo di convivenza. La Fenice sarà uno degli ultimi nodi da sciogliere prima della fine del mandato e l'inizio di una nuova fase. Andremo a votare a maggio e dopo mi occuperò un po' della mia famiglia, che francamente ho 5 figli, per cui, e poi la mia azienda, il mio lavoro, le mie passioni che ho lasciato da parte. Poi quando avrò finito, spero il prima possibile, ma sarà ai tempi della magistratura, cioè va bene, cioè, quando avrò finito continuerò a occuparmi di politica.
Così Luigi Brugnaro, noi torniamo adesso a parlare del Capodanno, che ha un risvolto importante non solo per chi deve festeggiare, ma anche per il mondo animale, naturalmente, che come ogni anno vede moltiplicarsi il mondo animalista gli appelli a evitare i botti, a contenerli possibilmente nelle cerimonie, nelle manifestazioni ufficiali, evitare quella gragnaiola purtroppo di botti che si sente ogni 31 dicembre, che spaventa gli animali d'affezione, quelli che magari non sono in casa in quel momento. Da Bassano del Grappa in diretta il nostro Mirko Cavallin per parlarci proprio di questo tema, perché c'è l'appello delle associazioni. Mirko. Buongiorno Linea, bentrovati con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Sono con Chiara Barone, vicepresidente dell'EMPA, e alcune volontarie del gruppo. Allora, i botti, siamo arrivati qui e guardate cosa abbiamo trovato, un botto già esploso, probabilmente in queste sere le prime prove. Qui siamo in una zona tranquilla vicino alle colline con poche case nei dintorni, quindi qui magari si può esplodere con tranquillità, ma la tranquillità, quella degli animali, viene rovinata. Allora Chiara, quali sono i primi effetti che i cani soprattutto, ma anche gli altri animali domestici possono avere? Buongiorno a tutti intanto. Partiamo dal principio che noi abbiamo un udito che è pari a 1/3 rispetto a quello degli animali, nel senso che gli animali sentono almeno 3 volte in più di noi, quindi se per noi è fastidioso il botto, per loro è quasi mortale, perché c'è chi muore di crepacuore, c'è chi scappa dalla paura e va a finire nei posti più disparati, anche sotto le macchine. Voi avete proprio in occasione del Capodanno il telefono sempre acceso. Quante chiamate possono arrivare in una serata come quella che fra 11 ore circa vivremo? Allora, sono almeno 3-4 anni che teniamo il telefono acceso fino all'1 di notte. E l'anno scorso ne sono arrivate dalle 11:30 a mezzanotte e 30, 20-25. C'erano un totale di 10-11 cani vaganti, di cui 2 hanno perso la vita, uno per investimento, l'altro per crepacuore. Quindi pericolosi per sé, pericolosi anche per chi circola per strada. Certo, sì, perché poi l'animale viene messo sotto, ma c'è qualcuno che mette sotto l'animale. Infatti, che raccomandazione dare ai proprietari degli animali? Allora, per chi ha cani è importante, magari se si deve fare la passeggiata, andarci prima dei festeggiamenti, evitare le ore critiche, tenere gli animali all'interno di casa, in sicurezza, magari chiudere le tapparelle, alzare il volume della TV, mettere un po' di radio, mettere dei rumori, dei suoni che comunque a loro sono familiari, e cercare possibilmente di stare con loro stasera. Tante saranno le esplosioni che spesso arrivano da situazioni private più che da eventi pubblici. Chiaramente è difficile controllare tutti, ma ci sono esperienze altrove che invece, almeno dal punto di vista dei comuni, limitano, fanno scelte diverse. A Treviso hanno emesso un'ordinanza per vietare i botti su tutta la provincia. A Padova la stessa cosa, hanno sostituito lo spettacolo pirotecnico di Prato della Valle con uno spettacolo luminoso tramite droni. A Vicenza non abbiamo fatto niente, purtroppo. Questa è una nota negativa per la provincia. Stasera sempre in allerta? Sì, come ogni giorno in realtà. Questa sera più delle altre sere, perché è una sera particolare, lo sappiamo tutti, nella speranza che vada meglio dello scorso anno e di quello prima ancora. Allora, buona serata, buon anno a Chiara Barone e alle altre volontari dell'EMPA. Con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Da Bassano vi salutiamo anche con questo panorama alle nostre spalle. Buon anno a tutti. Grazie a Mirko Cavallin, Alessandro Costacurta, grazie naturalmente agli attivisti delle associazioni animaliste. Sappiamo bene che impatto hanno i botti anche sulla fauna selvatica, quindi davvero cercare di contenersi se possibile. Allora, in diretta con noi ci ha raggiunto in studio, lo saluto, lo ringrazio, Francesco Cicirello, che è funzionario dei Vigili del Fuoco di Treviso. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, grazie. Grazie di essere qui, Francesco. E botti, ma non solo in questo Capodanno, no? Perché voi Vigili del Fuoco immaginiamo che siate già schierati, attrezzati per questa notte di San Silvestro. Sappiamo che purtroppo il lavoro è sempre tanto, perché poi i botti cosa possono provocare? Anche incendi e c'è un po' di tutto, insomma, tutte le eventuali emergenze da affrontare, e voi siete pronti. Intanto parliamo su Treviso, che dispositivo mettete in campo questa sera?
Beh, noi intanto buongiorno a tutti. Come di consueto i nostri distaccamenti, la nostra sede centrale di via Santa Barbara, come tutti i giorni dell'anno e come tutte le ore saranno operative. Avremo sempre le nostre squadre ordinarie, eventualmente squadre di supporto se necessario. Tendenzialmente il 31 dicembre è una notte sempre un po' particolare perché statisticamente gli interventi su cui ci troviamo a intervenire spesso riguardano effettivamente principi di incendio dettati dall'utilizzo improprio di botti. Spesso e volentieri parliamo di cestini dell'immondizia, quindi qualcuno che ha cercato di fare un botto particolare, cassonetti dell'immondizia, situazioni quindi un po' estreme, talvolta anche fuochi accesi, fontane accese magari in ambienti non proprio ottimali, quindi magari vicino, in prossimità dei rifiuti e quindi con il rischio che ci possa essere una combustione. E poi talvolta, speriamo quest'anno no, ci troviamo a intervenire nelle prime ore dell'alba a seguito di fuoriuscite autonome o incidenti stradali. Le temperature saranno estremamente rigide e quindi le strade potrebbero anche essere ghiacciate. L'invito chiaramente è quindi a utilizzare il piede dell'acceleratore in maniera più cauta possibile per evitare di farci intervenire questa notte. Sì, perché i fronti aperti sono tanti effettivamente, no? Tra l'altro appunto non piove da un pochino, per cui il rischio anche di qualche incendio si fa magari maggiore. E poi naturalmente, come diceva correttamente l'esponente, il rappresentante dei Vigili del Fuoco, attenzione alle strade, perché già questa mattina si vedeva un po' di ghiaccio, no? Nelle strade, per cui prudenza. Si parlava l'abbiamo sentito nel collegamento, di ordinanze, anche ordinanze antibotti. Non sono ancora molte, cercano di contenere naturalmente le cose più eclatanti, Francesco, no? Però insomma noi sentiamo poi nei nostri paesi, nelle nostre città, vengono osservate fino a un certo punto queste ordinanze, per cui davvero ci vuole prudenza. Che competenze servono per maneggiare questi botti? Qual è anche un po' il consiglio suo di esperienza? Cosa è il caso di comprare, di non esagerare? Beh, diciamo esperienza non come consumatore ma più che altro come attore esterno. È chiaro che tutti i prodotti di questo tipo devono godere di alcune marcature. La marcatura CE è una marcatura che certifica un po' la qualità del prodotto e il fatto che lo stesso possa essere appunto commercializzato sul territorio europeo. Spesso e volentieri questi giochi hanno tutta una serie di libretti, non dico libretti, ma di schede tecniche di utilizzo in cui ci sono i divieti, banalmente il divieto anagrafico, talvolta molti sono vietati ai 18 sotto i 18 anni e in alcuni casi vengono date anche delle indicazioni circa proprio l'accensione, la distanza da eventuali edifici, la distanza da eventuali materiali combustibili, il possibile utilizzo o meno in uso interno, perché alcuni di piccole dimensioni chiaramente possono anche essere utilizzati all'interno. Quindi il consiglio intanto è chiaramente, ove questi possono essere utilizzati, quindi non vadano in contrasto con quelle che siano le ordinanze, di utilizzarli con criterio, con parsimonia e allo stesso tempo di accertarsi di aver un attimino letto il libretto di uso o comunque le indicazioni fornite nella scatola del prodotto e che il prodotto stesso sia certificato e pertanto acquistato in rivenditori autorizzati, evitando appunto acquisti sotto banco, se così possiamo dire. E evitare magari di fare un po' i fenomeni, diciamo, se non sappiamo impiegare le cose, ma questo va da sé, è una questione di buon senso che bisognerebbe sempre usare in ogni occasione. Senta, ultimo giorno dell'anno, si chiude questo 2025, che 2025 è stato per voi Vigili del Fuoco di Treviso? Il 2025 è un anno abbastanza in linea con l'anno precedente da un punto di vista degli interventi, con una media di circa 20 interventi al giorno. Da un punto di vista delle tipologie di interventi, se proprio vogliamo entrare nel tecnicismo, abbiamo avuto un leggero calo sugli interventi ricollegati al maltempo. Quest'anno verosimilmente una grande calamità nel mese di luglio legata al maltempo nel territorio di Conegliano e Vazzola, ahimè, sempre la stessa zona dove il forte maltempo estivo talvolta crea parecchi danni. E poi un incremento invece, a fronte di questo decremento, un incremento sugli incidenti stradali
e un incremento anche sull'attività di ricerca e soccorso persone disperse, scomparse. Quest'anno abbiamo notato un incremento notevole, quindi queste categorie sono quelle che hanno oscillato di più. Il resto, indicativamente, il canonico 20% degli incendi si è verificato, quindi c'è stato qualche incendio particolare che vi ha impegnato maggiormente? Ci viene in mente quello di via Pisa in queste ultime settimane a Treviso? Come complessità gestionale, sicuramente l'incendio del condominio di via Pisa a novembre è stato probabilmente quello più complesso. È un incendio in una struttura geometricamente complessa, quindi 23 piani, ogni 4 appartamenti per singolo piano, incendio avvenuto di notte, quindi comunque con le persone tendenzialmente addormentate, quindi chiaramente con tempi di evacuazione della struttura che per forza di cose aumentano. E lì un grande applauso va fatto ai primi colleghi che sono arrivati sul posto e a tutte le altre forze dell'ordine che hanno contribuito, perché il tutto è stato limitato e circoscritto esclusivamente a un appartamento, che è quello dell'11° piano, mentre le restanti unità abitative sono rimaste intatte e non toccate direttamente dall'incendio. Un intervento complesso appunto perché nelle prime fasi devi occuparti di spegnere l'incendio e di evacuare le persone, e i primi colleghi che arrivano, che sono sempre in 5, di cui uno deve stare sempre sul mezzo, quindi rimangono in 4, devono dividersi per questa attività, quindi la complessità è arrivare lì, 11° piano, 35 metri di dislivello, vestizione 20 kg in più. È un bel allenamento sportivo, se non fosse che però è un intervento in cui l'adrenalina allo stesso tempo ha un suo peso, e non possiamo utilizzare l'ascensore, non lo si può utilizzare mai durante un incendio, lo sappiamo benissimo, e pertanto da un punto di vista fisico abbastanza importante, però soddisfacente quando appunto è gratificante, quando ottieni un risultato dove nessuno si è fatto male, i danni sono tutto sommato limitati e quindi un ottimo risultato. Ecco, tra l'altro questi sono mesi, no? Adesso con l'arrivo anche del freddo più pungente, in cui effettivamente il fronte si sposta sugli incendi causati magari dal surriscaldamento delle canne fumarie, oppure sull'uso improprio degli elettrodomestici in casa, perché anche queste stufette, abbiamo visto qualche giorno fa nella vicina Udine una donna che purtroppo è morta nell'incendio della propria abitazione per aver allacciato la stufetta con cui si scaldava a una ciabatta e non a una presa principale, per esempio. Sono tutti accorgimenti che noi cerchiamo di ripetere, no? Di fare attenzione sia alla manutenzione delle canne fumarie sia a non sovraccaricare i nostri impianti e le nostre prese di corrente, poi con queste ciabatte elettriche appunto che magari supportano, che so, l'albero di Natale ma non certo una stufetta, insomma. Sì, esattamente, hai già centrato l'obiettivo. Da un punto di vista degli impianti tradizionali come camini, stufe a pellet o altro dotate di canne fumaria, quello che possiamo fare in tempi di pace, chiaramente non adesso con le temperature rigide, è la corretta pulizia e manutenzione annuale. L'utilizzo poi deve essere fatto comunque con criterio, mi viene da dire, quindi evitare sovraccarichi importanti. Adesso in questi giorni le temperature stanno scendendo, forse scenderanno ancora di più, questo non significa che dobbiamo estremamente sovraccaricare i nostri camini perché la temperatura aumenti rapidamente in casa. Questo può essere la goccia che fa traboccare il vaso, quindi su quello bisogna comunque utilizzare sempre un criterio. Su tutte le altre stufe di natura elettrica o altro è chiaro che sono dei dispositivi che assorbono parecchia corrente e pertanto vanno collegati o direttamente all'impianto non c'è alternativa, non si possono cercare dei ponti perché le eventuali ciabatte, multiprese devono poi essere in grado di sopportare tutta questa assorbimento di corrente e talvolta potrebbe non accadere, quindi magari una ciabatta usurata può essere poi causa di innesco e magari con la ciabatta e la coperta, che insomma è quella che è, si rischia la frittata e si rischia di farsi male, come ahimè la cronaca spesso racconta. E tra l'altro c'è anche il tema delle caldaie che è tornato di stretta attualità, no? I controlli alle caldaie, attenzione naturalmente a fare una manutenzione costante, anche se la legge adesso appunto dà un maggiore lasco, diciamo, al cittadino per questo genere di incombenze, però rimane la caldaia un elemento di casa da non sottovalutare mai, no?
Sì, diciamo che statisticamente anche lì il nostro intervento sulle caldaie è spesso ricollegato, parliamo di caldaie chiaramente a gas, metano, GPL che sia, l'intervento è ricollegato spesso a una perdita di gas dell'impianto o a una presenza di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione che, data l'assenza magari di altri elementi come camini o altro, può essere ricollegata esclusivamente a un malfunzionamento della caldaia. Qui è chiaro che l'installatore e il produttore consiglia, la legge rimanda a quelle che sono le schede tecniche dei produttori. I produttori consigliano, ed è fortemente consigliato seguire le indicazioni che danno, il controllo almeno annuale che accerti il fatto che effettivamente non ci siano, che lo scarico dei gas, quindi monossido o altro verso l'esterno, avvenga correttamente, che non ci siano malfunzionamenti dell'impianto. Quello è anche lì l'unico aspetto su cui ci possiamo appoggiare, su cui dobbiamo, ripeto anche lì, durante l'anno, in particolare non quando la caldaia è estremamente sollecitata come oggi, accertarci che l'impianto sia funzionante. Regolarmente ne va della nostra salute, quindi è un passaggio necessario da fare. Anche perché sappiamo quanto insidioso può essere il monossido, purtroppo, che crea dei grossissimi problemi, dei grossissimi rischi senza che ce ne accorgiamo. E il 2026, guardiamo all'anno nuovo, visto che mancano poche ore. Per voi del Comando Provinciale di Treviso che anno sarà? C'è in partenza questa nuova iniziativa, la scuola di formazione proprio al comando di Via Santa Barbara? Se ne parla da un pochino, insomma sembra ai nastri di partenza ormai. Esattamente, il 2026 sarà un anno abbastanza voluminoso per il nostro comando, non tanto da un punto di vista operativo, perché non ho la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà nel 2026, ma di certo ci troverà impegnati in prima linea come tutte le altre forze dell'ordine. Da un punto di vista però logistico, quindi da un punto di vista strutturale, arriva finalmente la realizzazione di un'opera da tempo inseguita e finalmente nel mese di gennaio comincerà a vedere le sue prime attività, il centro di formazione regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto, che sorgerà appunto in via Santa Barbara, proprio nella parte dietro la caserma, una struttura che sarà in grado di ospitare fino a 40 Vigili del Fuoco ed è una struttura fondamentale nel percorso di formazione per i nuovi Vigili del Fuoco del Veneto, che nell'ambito del loro percorso formativo, quindi quando diventano Vigili del Fuoco e hanno la necessità di fare il percorso di formazione iniziale, una parte di questo corso lo devono appunto fare presso il territorio, quindi non soltanto a Roma, nelle strutture centrali, ma anche a Roma. E la città di Treviso, in particolare il comando di Treviso, curerà da un punto di vista logistico questa formazione con tutta una serie di attività che si svolgeranno all'interno di questa sede, che di certo poi verrà anche utilizzata per altre attività di rilevanza regionale. Quindi è chiaramente un lustro per il comando, presumo anche per la cittadinanza, e a gennaio inizieremo con il cantiere, salvo sorpresa a febbraio la posa della prima pietra, e da lì in poi in 24 mesi dovremmo riuscire a vedere il risultato finale. È anche un bel ampliamento, no? Per la sede del comando di Via Santa Barbara, lì spazio ce n'è, però effettivamente diventerà un polo logistico importante. Sì, diciamo lo spazio che andremo a creare sarà prevalentemente dedicato a tutte queste attività. Oggi abbiamo cercato sempre di compensare stringendoci, mettiamola così, però non è l'ottimo per chi deve fare attività di un tipo e chi deve fare attività di un altro, e quindi questa è la soluzione ottimale che dà il giusto merito a chi deve fare un determinato percorso di formazione in ambienti che siano destinati a far quello. Senta, ma con questa crisi di vocazione un po' in tutti i settori, invece ci sono giovani che vogliono fare i vigili del fuoco? Fortunatamente sì, è ancora un mestiere ambito. Proprio ieri è iniziato un nuovo corso di formazione nazionale. I nostri corsi di formazione dei Vigili del Fuoco sono su base nazionale e poi appunto suddivisi per regioni. Quest'anno, in questa tornata, circa 30 Vigili del Fuoco del Veneto hanno iniziato questo percorso di formazione su 800 in tutta Italia. Insomma è un numero che va bene. È chiaro che se ne vorremmo sempre di più, in particolare del posto, ma perché conoscono le criticità, le dinamiche che possono accadere, però è un numero comunque importante. Io da 6 anni che sono al comando è uno dei numeri più alti che c'è, e fortunatamente nulla togliere ai meno
giovani, chiaramente, come ormai sto diventando anche io, l'età media è molto bassa, il che significa che sono ragazzi che hanno sicuramente tanto spirito e tanta forza di volontà, che devono apprendere tanto, perché la manualità rispetto al passato probabilmente è un po' calata, però sono certo che se c'è la giusta umiltà e la giusta dedizione il lavoro si impara. E vediamo anche sempre più donne, tra l'altro, nei comandi. Sempre più donne, Treviso è ormai un comando dove la presenza del personale femminile è costante in quasi tutti i turni, la differenza di genere fa bene, perché comunque dà un punto di vista diverso in tutte le cose, come anche nel nostro settore. Da noi un vigile del fuoco donna viene visto alla stessa maniera, alla stessa pari di un vigile del fuoco uomo, non c'è nessuna differenza, anche perché, ripeto, in intervento la prima squadra che arriva siamo in 5, non posso pensare che no, ma lei è donna, questo non lo fa. No, noi siamo corso per tutti uguali, tutti facciamo tutto, e anzi le donne a maggior ragione hanno la volontà e la presunzione di essere trattati come uomini, perché parliamo di vigili del fuoco, non parliamo di genere in quel caso, quindi onore al merito in questo caso anche a loro. Benissimo, è un valore aggiunto senza dubbio. Allora, ultima domanda che le faccio: torniamo a questa giornata, torniamo a questa nottata, qual è un po' l'auspicio e anche la raccomandazione che facciamo anche ai nostri telespettatori che si preparano a festeggiare, a uscire, a prendere la macchina, eccetera, eccetera? Beh, se devo guardare i pericoli legati all'incendio, è ovviamente l'utilizzo corretto e con criterio di quelli che sono gli impianti di produzione calore, camini o altro, evitare ovviamente di accendere fuochi all'esterno o fuochi all'interno, perché ovviamente la pericolosità non devo spiegarla io in questo momento. E per chi utilizzerà i botti, quindi in tutti i fuochi d'artificio, fontane o altro, di attenersi a quelle che sono chiaramente le istruzioni presenti nelle confezioni, e quindi di utilizzarli anche lì secondo le indicazioni fornite dal produttore, evitare gli eccessi, ma questa è una regola che vale praticamente su tutto. Per chi invece deciderà di non stare in casa e stare fuori e festeggiare all'esterno, che dire, è una raccomandazione quasi da buon padre di famiglia, ovvero andate piano, evitare di mettersi in macchina in condizioni un po' alterate, mettiamola così, e cercare di tenere una velocità abbastanza ragionevole, in quanto nella notte, insomma, lo sappiamo un po' tutti, spesso il problema è invisibile, in quanto il ghiaccio piuttosto che la nebbia rischiano di limitare la visibilità, e quindi questo può essere veramente un trick dove possiamo cascare e avere dei danni. Il 1° di gennaio non è proprio il modo migliore per iniziare il 2026. Benissimo, e allora grazie a Francesco Cicirello, funzionario dei Vigili del Fuoco, che è stato nuovamente nostro ospite. Buon lavoro a voi e grazie per quello che fate e farete anche in questa nottata. Noi adesso ci fermiamo per un altro velocissimo break, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati. Abbiamo parlato di questa notte di San Silvestro con i Vigili del Fuoco, con le raccomandazioni naturalmente di fare attenzione sia per quanto riguarda i botti che per quanto riguarda le strade. C'è chi purtroppo questa notte la trascorrerà al freddo, il grido d'allarme arriva dalle associazioni trevigiane: con queste temperature i senza tetto rischiano la vita, l'appello alle parrocchie: aprite le canoniche. Freddissimo per loro, difficile, non è facile abitare qua. Sono una sessantina di età compresa tra i 20 e i 40 anni, i senza tetto che stanno cercando di sopravvivere alle temperature di questi giorni. Si rifugiano nel parcheggio Dal Negro o nel Park della Piani, 60 solo nel comune di Treviso. Giacigli di fortuna, cappucci, giacche e qualche piumino, ma il gelo di questi giorni sta mettendo a dura prova la loro salute. Alcuni sono già malati e con il freddo rischiano la vita. Guarda che adesso loro come vivi qua. Vedi, entravi aria difficile, non si può stare caldo. Sempre freddo. Amsa, sì. Come fai a lavorare se non hai un posto dove hai un'ospitalità? Stai lavorando in nero? Sì, è molto difficile. Non sei in regola allora? No, sempre no, dipende, qualcuno un mese loro fanno il contratto, qualcuno un mese no. Hamza è in Italia da 7 anni, lavora, ci racconta. Qui pensava di poter avere una vita migliore, ma la realtà è stata diversa, così come per questo giovane di 25 anni. Rimani sempre qui? Sì.
Però tira aria, fa freddo. Sì, freddo, adesso cosa fai? Adesso non campo, non casa ce l'hai, non lo so. Io dormire, Val, Non parlano italiano, ci racconta che è caduto da una panchina dove dormiva. Ora sta qui, in questo parcheggio. Sono almeno una quarantina che trovano riparo. Ogni giorno le volontarie passano, portano farmaci, aiuti, coperte. Il grido d'allarme arriva dalle associazioni. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo aiuto anche oggi a tutte le parrocchie di Treviso, perché ci sono, a mio avviso, tante canoniche che non sono in funzione, che sono vuote, per poter sistemare almeno un po' di persone in questo periodo. Poi io credo, visto che le scuole sono chiuse, potrebbero aprire in emergenza anche delle scuole. Per il momento però in pochi hanno risposto: canoniche chiuse, il posto non c'è ed il freddo avanza. Ci sono persone che sono già ammalate, che si trovano in situazioni appunto sanitarie difficili, che quindi hanno bisogno sia del posto caldo, ma anche, che magari se ne parla meno, un bagno, una doccia, e quindi io credo che adesso insomma abbiamo capito che non ci sono così tanti posti, e quindi stiamo alla ricerca di spazi perché queste persone possano, anche nell'emergenza di qualche giorno, avere un posto caldo dove stare. Le associazioni hanno fatto rete, ma serve di più. Mancano le istituzioni, ci dicono. Serve che qualcuno risponda prima di trovarsi di fronte ad una tragedia. Intanto è partita una raccolta fondi straordinaria per acquistare generi di prima necessità, coperte e materassi. E questa sera dalle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio del presidente Alberto Stefani, che guarda alle sfide del nuovo anno, sociali ed economiche. Intanto in giunta si è approvato un nuovo progetto per la lotta alle nuove droghe. Abbiamo messo a disposizione oltre 200.000 euro per attivare una rete regionale di contrasto alle nuove sostanze psicoattive, e quindi la necessità di garantire non solo prevenzione ma anche un forte contrasto allo spaccio e soprattutto all'utilizzo ovviamente di queste sostanze. Un mercato che non conosce crisi, sempre più insidioso perché subdolo, con l'incubo fentanyl che forse è uno degli aspetti più evidenti e discussi. L'ultimo provvedimento dell'anno è dedicato alla lotta alla droga, in particolare alle nuove frontiere dello spaccio e delle dipendenze. Alberto Stefani su questo fronte accelera con un progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno messi a disposizione delle aziende sanitarie locali, in particolare di quelle che si occupano in maniera specifica della lotta e del contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti. L'iniziativa rientra in quella priorità il sociale che resta il vero pallino del nuovo governatore, che nell'ultimo giorno dell'anno è pronto a rivolgere un messaggio a tutti i veneti attraverso le emittenti del gruppo Media Nord-Est, a reti unificate su Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, sociale ma non solo. Le sfide per il nuovo anno sono tante. Vi aspetto questa sera alle ore 21 su Media Nord-Est per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo da vivere insieme. E dunque questa sera, l'abbiamo detto, il discorso del presidente Stefani sulle nostre emittenti. Pace disarmata e disarmante, questo il messaggio di Papa Leone XIV, da cui traggono spunto una serie di iniziative per la giornata mondiale per la pace che a Belluno quest'anno si svolgeranno il 9, 10 e 14 di gennaio. Ve l'abbiamo annunciato ieri sera nel nostro telegiornale a proposito delle iniziative della diocesi per la giornata mondiale della pace. Ogni anno si svolgeva la marcia per la pace, quest'anno invece, seguendo anche il suggerimento di Papa Leone contenuto nel suo messaggio per il 1° gennaio, giornata mondiale per la pace, la diocesi
diocesi di Belluno Feltre, assieme ad una serie di uffici di associazioni, ha organizzato subito dopo l'Epifania 3 giornate di iniziative che certamente sono innovative, che coinvolgeranno tutto il territorio. Marco Cervati alla mia destra e Monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno Feltre, alla mia sinistra. Eccellenza, questa giornata mondiale per la pace è un momento di riflessione. Guardandoci attorno c'è bisogno di pace, c'è bisogno di riflettere. Sì, è la 49esima giornata mondiale per la pace che ha indetto Paolo VI, e questa giornata è diventata davvero mondiale, anche senza determinazioni, confini di religione, riguarda proprio tutti, è una chiamata universale, ecco, diciamo così, e mi pare che la si sente anche tale. Leone XIV quest'anno ci chiama anche tutti, ci convoca chi ha fede, chi non ha fede, dice la pace riguarda davvero tutti, ed è il contesto che purtroppo viviamo che ha fatto risvegliare questo grande desiderio, attesa, richiesta e direi anche un cantiere aperto a capire cos'è la pace. Mi pare che Leone XIV, sottolineando con quel duplice termine disarmata e disarmante, ha toccato anche un problema molto concreto che in questi ultimi anni è diventato forse un aspetto da considerare per davvero, che cioè disarmata vuol dire che le armi sono una questione. Sono una questione perché chi accumula armi cosa ne fa? Ecco, questa è una provocazione forte di Papa Leone e penso che bisogna partire proprio da questo contesto e da questa problematica. Ci sono scelte che sono chiamati a fare davvero tutti. Lui dice che ognuno dobbiamo scegliere la pace è possibile, la pace è di ogni giorno, superare la logica contrappositiva, la chiama lui, ma riguarda tutti, le istituzioni, gli stati, il contesto internazionale che non comprendiamo più che cosa stia succedendo. E allora ricordiamoli, Marco, quali sono gli appuntamenti? 9 sicuramente e 10. Sì, 9 gennaio si parte con le scuole, quindi la mattina sarà dedicata tutta la mattina all'educazione civica sul tema della pace, quindi tutti saranno impegnati per questo. Poi l'azione si svolge invece nelle parrocchie alle 20:30, in cui tutte le parrocchie sono invitate a pregare per la pace, e non solo, ma chi non potrà essere presente in chiesa potrà comunque usufruire di una preghiera che è scaricabile dal sito, e anche in famiglia, semplicemente all'interno di ogni famiglia. Poi continua invece il 10 gennaio alle ore 17 a Cavarzano con un incontro interreligioso presso il Salone di Cavarzano, e alle 18 invece inizierà questo cammino della pace che si partirà da Cavarzano e arriverà al Don Bosco, e durante questo cammino riceveremo la luce di Betlemme, in cui saranno coinvolte tante associazioni, autorità, gli scout stessi, e poi si finirà con un momento conviviale al Don Bosco alle 19. E poi c'è un'altra data. E poi c'è un'altra data, il 14 gennaio alle 18 al centro Giovanni XXIII ci sarà una conferenza di Don Capovilla, che è responsabile o comunque molto impegnato nell'ambiente sociale per la difesa dei diritti umani, soprattutto in Medio Oriente in questo periodo. Ecco, noi conosciamo perché ci siamo occupati della vicenda che ha anche coinvolto Don Andino Capovilla. L'augurio per concludere per questo 2026 che apparentemente non ci sta riservando nulla di buono, la speranza però c'è sempre. Certo, proprio questo della speranza, che era anche il grande messaggio, diventare pellegrini di speranza del giubileo che stiamo concludendo. Io direi che l'augurio è proprio quello di un augurio di un senso di partecipazione, perché è questione di tutti, quello della pace, e anche la pace è generatrice di umanità nuova, di rapporti nuovi, anche tra stati.
ed avere questa visione prospettica e di fiducia e di speranza ci permette anche di far fronte alle assurdità delle armi, di contrapposizioni, di visioni, di tira da una parte, tira dall'altra. Quindi buona pace. E poi c'è il momento naturalmente conviviale, il momento della festa, perché Capodanno c'è chi sceglie di passarlo in casa e chi invece preferisce il ristorante. Quello che accomuna entrambe le circostanze naturalmente è la voglia di sedersi a un tavolo e degustare i piatti della tradizione. Allora con questo tema andiamo nel Padovano. Padovani, gran mangioni, le tavole di Padova lo testimoniano. Dopo il Natale si preparano a festeggiare anche il Capodanno e, stando ai dati della CNA, l'associazione di categoria degli artigiani, i padovani scelgono sempre di più i prodotti artigianali del territorio. Rispetto a Natale e Capodanno del 2024 registriamo un aumento del 20% di ordini dei nostri concittadini, di ordini per il cenone di Natale, di ordini dai nostri artigiani dove c'è l'eccellenza, c'è la qualità della pasta fresca, dei tortellini, dove c'è l'eccellenza nei nostri pasticceri, nei nostri fornai e altri tanti prodotti che andranno sulle tavole sul cenone di fine anno. Molti i prodotti tradizionali che vengono scelti per le loro qualità nelle botteghe artigiane del territorio, artigiani che alla tradizione sanno coniugare l'innovazione con eccellenze che sanno reinventarsi. È un sinonimo veramente che la qualità artigianale è sempre più ricercata e sempre più apprezzata. Dietro a questa comunque c'è sempre grande e tanto lavoro, ricerca sempre di avere prodotti più genuini, con ingredienti ancora più genuini, ricerca di avere anche dei collaboratori che poi, a chi poi lasciare anche il testimone dell'esperienza, dell'insegnamento, di quello che noi artigiani riusciamo anche a trasmettere. Per il Capodanno però saranno in molti a sedersi alle tavole degli oltre 800 ristoranti della provincia. In circa 70.000 sceglieranno di mangiare fuori casa, approfittando anche dei veglioni che si terranno nei locali pubblici padovani. Si organizzano pranzi, cene, appuntamenti conviviali proprio nei ristoranti, proprio per questa voglia di staccare, per trovare pronto, per rilassarsi, per poter avere la mente libera di godersi proprio la gastronomia locale, le specialità locali, trovare pronto e godersi la compagnia di chi ci sta a fianco. In chiusura una buona notizia di sport, di volley. Dopo la delusione per la finale del mondiale per club, torna il sorriso alle Pantere dell'Imoco Volley. Eccole qua, che al Palaverde ieri sera hanno piegato in 4 set Bergamo, accedendo alle Final Four di Coppa Italia, in programma 24 e 25 gennaio a Torino, e la prima sfida sarà contro Novara. In chiusura a me non rimane che ricordarvi questa sera, come vi abbiamo già detto nel corso della trasmissione, dalle 21 l'appuntamento sulle nostre emittenti con il discorso di fine anno ai Veneti del presidente, il neopresidente della regione Alberto Stefani. Dopo di noi Casa Pappagallo, immancabile naturalmente, con la ricetta del giorno che vi può dare qualche altro spunto per le tavole di questa sera. Dalle 16:26 invece il cinema immancabile con Jack Hunter e il tesoro perduto di Ugarit. A me non rimane a questo punto che ringraziare in regia Francesco Cerone e Tommaso Migot per la parte tecnica, darvi appuntamento ai telegiornali di questa sera e augurarvi un buon pomeriggio di questo 31 dicembre. Arrivederci.